Dalla Spagna, dove sta seguendo passo dopo passo gli ultimi preparativi per il varo della nuova nave che andrà a soccorrere i migranti, il veneziano Beppe Caccia, cofondatore insieme al mestrino Luca Casarini di Mediterranean Semi-Humas, non si fa trovare impreparato. Mediterranea, l'organizzazione non governativa, elogiata anche da Papa Francesco, avrà così presto due navi, non solo una, per il soccorso, oltre alla Mare Ionio, questa nuova New Entry. In agosto la partenza. Mi trovo a bordo di Mediterranea, la nuova nave della nostra organizzazione che stiamo preparando per la sua prima missione in mare, e anche da qui seguiamo ogni giorno l'evoluzione della situazione in Libia e nel Mediterraneo centrale. Dalla Libia continuano le partenze, proprio mentre vi sto parlando 50 persone, tra cui 6 bambini, sono in pericolo di vita in mezzo al mare. Chiesto dagli attivisti un intervento immediato. Sono persone che devono essere immediatamente soccorse. Noi abbiamo rilanciato l'allarme che viene dalle altre organizzazioni della flotta civile. Caccia attacca il governo Meloni. Non possiamo neppure tacere sulle due vicende, i due casi che coinvolgono ancora una volta il governo Meloni. Nel giro di 48 ore si sono verificati due episodi che ancora una volta ci ricordano quanto siano inumane, ma anche irrealistiche, assurde, fallimentari le politiche migratorie, in particolare nei confronti della Libia. L'altro giorno, alla testa di una delegazione con il commissario europeo e i ministri dell'interno di Grecia e Malta, il ministro italiano Piantedosi è stato dichiarato persona non gradita e allontanato